Ben ritrovati cari amici per questo nuovo appuntamento con il meteo. Una figura di bassa pressione ha preso possesso del nostro territorio, quindi noi dobbiamo fare i conti anche nelle prossime ore con un tempo parecchio incerto e capriccioso sul nostro territorio. Partirei subito con le mappe della distribuzione delle piogge che in linea di massima potremo avere nei prossimi giorni. Partiamo appunto dal lunedì, quando gran parte del territorio ai noi sarà interessato dalle precipitazioni. Si salverà parzialmente la parte della Campania e della Basilicata, sul resto del territorio ancora parecchie piogge, anche sul nord-est insisteranno delle piogge. Martedì piogge su gran parte del territorio, si salverà il nord-ovest, sempre la Campania e la Basilicata, parte della Sicilia orientale, e il nord-est invece vedrà ancora delle precipitazioni. Mercoledì si salverà la pianura padana e il sud, e giovedì, come potete vedere, gran parte del territorio italiano sarà caratterizzato da nuove precipitazioni, ad eccezione delle Adriatiche. Vorrei concentrare l'attenzione su giovedì perché potrebbe capitare qualcosina di particolare dal punto di vista delle distribuzioni delle pressioni. Si può dire sostanzialmente che, e mi aiuto con questo con una mappa in quota circa 5.500 metri, ci sarà l'elevazione, è una mappa riferita tra giovedì e venerdì, l'elevazione in pieno oceano dell'alta pressione. Vedete la risalita dell'alta pressione appunto con i colori in rosso, scenderà invece con i colori in verde una saccatura che poi evolverà a goccia fredda, nel senso che verrà reciso questo cordone ombelicale a nord della saccatura, e questa goccia fredda proverà dall'Artico, quindi c'è la possibilità che tra giovedì e venerdì ci sia la discesa di aria più fredda unitamente a un nuovo peggioramento del tempo. Infatti abbiamo evidenziato specialmente a nord un peggioramento del tempo, ma quel che interessa maggiormente che aria fredda arriverà da noi. Potrebbe esserci un calo significativo delle temperature, specialmente in quota, perché si tratta di aria artica, e direi che anche la quota neve è destinata a scendere bruscamente. Nelle prealpi avremo quote neve di poco inferiori ai 2000 metri, mentre sulle zone alpine si potranno anche raggiungere i 1000 metri. Si tratta di una linea di tendenza che comunque dovremo verificare, ma si tratterebbe, qualora si verificasse, del primo assaggio invernale anche sul nostro territorio, dopo che per parecchi giorni è interessato soprattutto l'est europeo. Per ora è tutto, se avete tempo e voglia ci vediamo nel prossimo appuntamento.